Bene, buongiorno. No. Perfetto, buongiorno a tutti, porgo i miei saluti e un ringraziamento speciale agli organizzatori del campionato europeo di orienteering che hanno voluto venire qui a Palazzo Ferrofini per appunto la prima edizione che viene ospitata in Italia di questa competizione continentale. Per noi è un onore che sia il Veneto a fare da cornice a questo campionato europeo ed è un onore presentare le gare che si svolgeranno tra Soave, Verona e Vicenza tra il 4 e 8 ottobre. L'orienteering è uno sport di resistenza e di intelligenza che premia chi riesce a esplorare con sicurezza un territorio sconosciuto. È una gara a cronometro nella quale i partecipanti usano una mappa topografica dettagliata, una bussola per raggiungere una serie di punti di controllo, cercando di scegliere il percorso migliore. In un'epoca in cui tutti ci muoviamo con navigatori guidati da GPS, questa disciplina olimpica ci invita a vivere e a vedere il territorio in modo più naturale, facendo attenzione a ciò che ci circonda. Quante volte qui a Venezia vedo tanti turisti girare per la città con il capo chino sul telefonino e non vedono quello che gli sta attorno, le meraviglie dei palazzi e delle opere d'arte che li circondano. Non colgono i particolari sfuggenti ma magici che rendono incredibilmente bella Venezia. Che si tratti di una città o di un bosco o di una collina, l'appassionato di orienteering deve saper leggere una mappa, sapersi orientare con la bussola e soprattutto vedere attorno a sé e cogliere i segnali che giungono dall'ambiente per poter svolgere le proprie prove. Mi complimento con gli organizzatori che hanno voluto quest'anno unire simbolicamente le loro gare all'epopea di Pietro Querini, che dovette far di necessità virtù per orientarsi in un mare di guai e per riuscire a ritornare via terra a Venezia dalla Norvegia, oltre il circolo polare artico. È un omaggio anche a quei popoli scandinavi che sono nel nostro continente un autentico serbatoio di atleti appassionati di questo sport. I miei complimenti alla Federazione Italiana dello Sport Orientamento, che ha voluto convocare per questo appuntamento una formazione molto giovane sulla quale costruire un futuro con sempre più appassionati. E a questi ragazzi e ragazze un grandissimo in bocca al lupo, alle loro famiglie, alle loro società e a quanti li sostengono anche economicamente un ringraziamento, perché mentre esistono sport ricchissimi ci sono anche sport che sono rimasti veramente e profondamente decubertiani e l'orienteering è uno di questi. Disse il fondatore delle Olimpiadi: il giorno in cui uno sportivo smetterà di pensare prima di tutto alla felicità e che il suo sforzo gli procura e all'ebbrezza dell'equilibrio tra potenza e fisico che ne deriva, il giorno in cui lascerà che le considerazioni sulla vanità o sull'interesse prendano il sopravvento, in quel giorno i suoi ideali moriranno. Ecco, gli atleti di orienteering, come di tante altre federazioni del CONI e di discipline non ancora olimpiche, ci danno una grande lezione di passione e onestà intellettuale. Del resto, l'orientamento è la facoltà di riconoscere dove si trova la direzione in cui andare e non solo in campo sportivo. Ho detto fin troppo, in conclusione ringrazio tutti quelli che hanno reso disponibili appunto questo appuntamento, ai volontari, agli sponsor, all'Affiso, ai nostri grandi organizzatori. Permettetemi un saluto a Gabriele Viale, che è appassionato, anzi direi un ultras di questo sport, e lascio la parola a chi invece condurrà la cerimonia in maniera assolutamente adatta all'evento. Prego. Grazie. Un grazie al Presidente dell'Assemblea regionale del Veneto, il dottor Roberto Ciambetti, per questa introduzione. Quindi buongiorno, benvenuti a tutti in questa prestigiosa sala stampa, la sala stampa Oriana Fallaci, Palazzo Ferrofini, appunto, del Consiglio regionale della Regione Veneto qui a Venezia. Siamo qui per presentarvi un top event sportivo che verrà ospitato nelle province di Verona e di Vicenza. Stiamo parlando dei campionati europei Sprint Orienteering 2023, che saranno validi anche come finali di Coppa
Coppa del Mondo. Quindi un evento nell'evento, avremo grandissimi campioni, soprattutto dal nord Europa, dove l'orienteering è uno dei maggiori sport a livello proprio di massa, ma avremo grandi campioni da tutto il continente e ovviamente con la squadra azzurra che ci auguriamo porterà delle medaglie e dei podi molto importanti nelle 3 gare clou di questi campionati europei. Il Veneto è una terra che possiamo dire ormai ha una grande tradizione per quanto riguarda i grandi eventi dedicati all'orienteering. Ricordiamo i campionati mondiali di Asiago svoltisi nel 2014 e i mondiali di mountain bike orienteering ospitati a Vicenza nel 2011, per ricordare questi 2 grandi eventi internazionali ospitati in Veneto. Quindi le province di Verona e Vicenza saranno unite, tutto il territorio, per celebrare una prima assoluta per l'Italia, questa grande festa della corsa orientamento continentale dall'1 all'8 ottobre 2023. Per quanto riguarda solo e unicamente i campionati europei, sono previsti circa 350 atleti provenienti da 36 team nazionali, tra i migliori, possiamo dire, anche al mondo, non soltanto dal punto di vista dell'Europa e del continente appunto europeo. Il presidente Ciambetti, portando il benvenuto e facendo ovviamente gli auguri al comitato organizzatore, ha ricordato bene Pietro Querini. C'è stato un evento molto importante e promozionale, perché gli europei IOC 2023 sono un forte legame tra quello che è lo sport e il turismo. Infatti il comitato organizzatore, in collaborazione con la Regione Veneto, ha organizzato in questa passata estate, nel mese di agosto, il Baccalà Orienteering Tour, che è stato un viaggio, un'esperienza unica sulle orme proprio di Pietro Querini, partito da Åst in Norvegia, toccando anche la Svezia, poi per ritornare a Venezia, confermando questo fortissimo legame con i paesi del nord, la Scandinavia e Vicenza in particolare, ma anche la regione Veneto. Qui avete il calendario completo, non ci saranno solo le gare ufficiali del campionato europeo, poi ci sarà il general manager Gabriele Viale, che durante la presentazione andrà a illustrare anche il ricchissimo programma dell'IOC Tour, con una copertura mediatica continentale anche notevole, perché ci saranno molti media stranieri che immortaleranno i momenti più importanti, sia per quanto riguarda le dirette che poi tutto un discorso di copertura mediatica di questi IOC 2023. Un ringraziamento alle massime autorità presenti, non soltanto con il Presidente dell'Assemblea regionale, ma anche i rappresentanti dei vari comuni, dei vari territori coinvolti. Sono tanti i comuni del Vicentino e del Veronese che sono coinvolti in questo evento sportivo continentale, e quindi io inizierei con i saluti in rappresentanza di Vicenza. Ricordiamo che Vicenza ospiterà l'ultima tappa domenica 8 ottobre con la giornata conclusiva degli europei a Vicenza, con la knockout sprint e la grande festa finale con le premiazioni anche della Coppa del Mondo stagione 2023. Quindi io invito gentilmente a raggiungermi per portare i saluti anche del sindaco Giacomo Possamai, l'assessore allo sport Leone Zilio. Grazie. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, grazie intanto per l'invito agli organizzatori, quindi grazie Gabriele Viale e grazie... No, è acceso. È acceso. E grazie al Presidente Roberto Ciambetti per l'invito e l'ospitalità in questa stupenda sala stampa. E porto ovviamente i saluti dell'amministrazione di Vicenza, quindi del sindaco Giacomo Possamai, e siamo orgogliosi di ospitare un evento internazionale, è un evento organizzato degli European Orienteering Championship, e ci tengo a dire che è un evento che è stato agganciato dalla precedente amministrazione, ma in questi mesi abbiamo dato seguito, perché è un evento internazionale, quindi importantissimo per la città, che dà visibilità al brand di Vicenza e che quindi abbiamo portato avanti.
Siamo qui a parlare di sport e da appassionato di sport, da persona che si occupa di sport oggi per l'amministrazione, ma che lo fa da tempo anche come professionista, sono un avvocato, mi occupo di diritto sportivo. Ci tengo a dire che la scorsa è stata una settimana importantissima per lo sport. Lo sport è entrato all'interno della Costituzione, l'articolo 33, ha riconosciuto formalmente l'importanza dello sport e ora a seguito di questo riconoscimento formale ci aspettiamo che ci siano dei seguiti sostanziali. Diciamo, l'evento degli Europei di Orienteering sarà un evento importantissimo per Vicenza, ce ne sono stati alcuni a settembre, ce ne saranno altri a ottobre. Abbiamo avuto i mondiali di patinaggio e oltre ai classici eventi da palinsesto avremo anche la Via dei Berici in cui per 3 giorni la bicicletta sarà la città di Vicenza vedrà Vicenza sarà capitale della bicicletta in Italia e avremo anche l'arrivo del Giro del Veneto a Monteberico. Abbiamo parlato in questi mesi con Gabriele per come organizzare gli Europei di Orienteering che partiranno da Piazza Matteotti, arriveranno a Piazza Matteotti, quello sarà il quartier generale, diciamo, dell'evento, e abbiamo anche cercato di sfruttare l'evento perché gli eventi non devono essere sportivi, non devono essere fini a se stessi, ma devono essere dei volani e quindi si svolgerà nel centro della città, nel centro storico della città, e avremo quindi la possibilità di sfruttare tutte le TV internazionali che riprenderanno i 70 atleti che prenderanno parte alla knockout sprint e per dare una fotografia di quella che è la città di Vicenza, quindi della cultura e della città stessa. Inoltre abbiamo anche deciso, sempre congiuntamente con gli organizzatori, di dare degli sconti a tutti i visitatori e a tutti gli spettatori, ma anche agli atleti e ai giornalisti, su alcuni musei del circuito museale, quindi questo per far sì che gli eventi sportivi appunto siano un volano per la città di Vicenza. Quindi ringrazio ancora una volta gli organizzatori per aver fatto squadra con la città di Vicenza e non vediamo l'ora l'8 di ottobre di ospitare l'evento. Grazie a tutti. Grazie all'assessore allo sport di Vicenza, Leone Zilio, per queste belle parole e per l'importante ovviamente contributo nell'organizzazione della tappa vicentina che abbiamo detto chiuderà proprio l'IOC 2023. Invece l'apertura, l'opening sarà la città di Verona, protagonista il 4 ottobre con la prima gara, la gara sprint individuale, quindi non c'è nessun rappresentante del comune di Verona, però vi portiamo i saluti da parte del sindaco Damiano Tommasi e da parte di tutta la giunta comunale di Verona. Mentre il 6 ottobre, venerdì 6 ottobre, la città protagonista sarà la seconda gara in programma, sarà la città di Soave con l'appuntamento con la staffetta sprint, e qui abbiamo con noi, lo invito a raggiungermi per un breve saluto, proprio il sindaco di Soave, Matteo Pressi, a cui lascio la parola. Grazie sindaco. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Ovviamente ringrazio anche il presidente Ciambetti per l'ospitalità in questa sede così prestigiosa. Sono accompagnato dall'assessore allo sport Adami, lo cito per lo sforzo eroico che sta facendo in queste settimane, perché l'evento è molto grande, la nostra città è relativamente piccola, quindi per noi ospitare un evento così è uno sforzo non indifferente, ma lo stiamo facendo volentieri. Lo stiamo facendo volentieri per l'impatto che sicuramente l'evento avrà su Soave, sul territorio provinciale. Sappiamo, stimate 14.000 presenze turistiche, la copertura TV con 12 milioni di utenti a livello europeo, di cittadini europei coperti dalla diretta e dalle trasmissioni. Per noi soprattutto è un'occasione importantissima per promuovere la nostra città e il nostro vino in un territorio che nel nostro piano di marketing, sia turistico che ovviamente enologico, è fondamentale. Il Soave, 6.000 ettari vitati, produce 47 milioni di bottiglie di vino ogni anno, il 15% va proprio nei paesi scandinavi, quindi sono più di 7 milioni di bottiglie che noi esportiamo là. Ovviamente sono 7 milioni di potenziali bevitori, forse meno, una grande distribuzione e tutto il resto, però significa che noi abbiamo 7.000 piccoli ambasciatori del Soave
che vanno in Scandinavia e dobbiamo far vedere agli scandinavi il territorio in cui viene prodotto. Così il nostro auspicio sarebbe quello di dare reddito e possibilità di successo sia imprenditoriale che economico ai nostri operatori, sia nel campo del vino, sia nel turismo, agganciando al nostro prodotto che là è già conosciuto la realtà in cui appunto questo vino e questo prodotto nasce. Quindi il nostro obiettivo è questo, è il motivo per cui abbiamo colto questa opportunità e ovviamente ringraziamo tutte le persone che da mesi stanno lavorando per poi arrivare da noi il 6 ottobre, qualche giorno prima e qualche giorno dopo anche nelle altre città, per concludere questo evento che sicuramente otterrà un grande successo. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie Sindaco. Sindaco Matteo Pressi, Sindaco di Soave. L'aspetto enogastronomico non è da poco, come ha detto il Sindaco. Soave ne è un esempio, oltre ad essere una bellissima città veneta, si mangia anche terribilmente bene, si beve terribilmente bene, un po' come tutta la regione Veneto e possiamo dire tutta la nostra bellissima penisola e l'Italia. L'Italia in questi ultimi anni ha un forte appeal per quanto riguarda, considerandola come meta non soltanto di grandi eventi sportivi dedicati all'orienteering, ma anche come meta di allenamento, di camp, di tour, di grandi squadre straniere dell'orienteering, di grandi team e soprattutto scandinavi. È da anni che si sta facendo un'ottima promozione da parte di vari organizzatori, soprattutto qui in Regione Veneto, grazie anche al lavoro che sta svolgendo la nostra federazione italiana, stiamo parlando della FISO, la Federazione Italiana Sport Orientamento, così come ci confermerà, e lo invito a raggiungermi. Grazie per questa presentazione proprio il presidente nazionale Sergio Anesi, a cui lascio la parola. Grazie. Prima di tutto vorrei ringraziare i sindaci e gli assessori che con tanta disponibilità hanno accettato di avere questo grande evento all'interno delle loro città. Da ex sindaco so le difficoltà che si incontrano e so come sia difficile alle volte seguire e partecipare a iniziative di grande respiro ma anche di grande costo per gli organizzatori come amministratori. Ma voglio ringraziare soprattutto il Presidente della Regione per ospitarci in questa bellissima sede e anche per il discorso che ha fatto prima. Mi ha rubato tantissime parole, ha spiegato l'orienteering in maniera encomiabile. Vorrei quasi chiamarlo più spesso alle nostre presentazioni per poter avere da lui questa bellissima introduzione. È uno sport, come è stato detto da tutti voi, è uno sport forse non conosciuto come tanti altri sport. È uno sport non apprezzato nei suoi ideali, soprattutto legati alla conoscenza della natura, all'ingresso dei nostri atleti su territori che restano anche dopo una gara con tantissime persone incontaminati, perché è uno sport che rispetta in modo particolare l'ambiente e guarda la sostenibilità come una delle cose più importanti. Ma come è stato detto qui, è uno sport anche che ha una ricaduta economica notevole sul territorio, perché accanto ai numerosi atleti che partecipano alle gare più importanti, e in questo caso avremo le diverse nazioni, 39 come è stato citato prima, avremo tutta una serie di accompagnatori che sono poi i familiari, gli amici, coloro che approfittano di questa opportunità sportiva per conoscere il territorio e che naturalmente sul territorio, oltre a conoscere le bellezze, la cultura, la storia, i grandi monumenti, le grandi foreste, eccetera, apprezzano in modo particolare l'enogastronomia. Per cui certamente c'è una ricaduta che è notevole rispetto a qualsiasi altro sport. Quando noi portiamo 600 atleti su un territorio, non portiamo solamente 600 atleti, ma facciamo una ricaduta economica notevolissima, perché le nostre competizioni durano più giorni, si sviluppano in una che può essere una settimana piuttosto che giorni come in questo caso alternati, e naturalmente tutti gli atleti e tutti coloro che li accompagnano si fermano.
Ovviamente non mi resta che dire grazie, e lasciatemi citare ovviamente anche come Presidente della Federazione gli organizzatori di questo evento, coloro che hanno spinto per avere questo evento in Veneto e che si sono dati non solo le mani attorno da fare, insomma, ma che hanno coinvolto a livello generale tutte le istituzioni, tutti i grandi sponsor, ma hanno coinvolto soprattutto tantissimi volontari. E guardate che se non avessimo i volontari in qualsiasi sport sarebbe estremamente difficile poter organizzare qualcosa da poter presentare poi in televisione alle pubbliche amministrazioni e alla gente che ci guarda in maniera così perfetta come, lasciatemelo dire, solo gli italiani sanno fare. Noi arriveremo sempre all'ultimo momento, in genere c'è sempre qualcosa che non va, si arriva sempre col fiato alla gola, però quando siamo sul campo riusciamo a trovare quelle soluzioni smart che in tante altre regioni, in tante altre nazioni non riescono a trovare. Così non è il caso di questa competizione perché è stata organizzata in maniera perfetta. Ovviamente la federazione è accanto agli organizzatori, è responsabile assieme agli organizzatori nei confronti della federazione internazionale e si augura che anche i nostri atleti, che abbiamo anche in sala, mi piace citare il tecnico Stefano Raus e l'atleta che l'accompagna, perché sono davvero importante anche per loro potersi confrontare una volta di più in casa, dove ovviamente la spinta è maggiore, anche perché ci saranno tanti italiani che faranno volare i nostri atleti. Così si augura la federazione e così auguro il pieno successo a questa iniziativa. Grazie Presidente Anesi per queste belle parole, grazie ovviamente per la sua presenza. Il Presidente sarà ovviamente in terra veneta anche durante la settimana dell'IOC 2023. Io intanto prego gentilmente il tecnico di mettere in stand-by il video promozionale di presentazione dei campionati europei sprint di orienteering Veneto 2023, perché vi vorrei leggere velocissimamente la lettera che ha inviato al comitato organizzatore il presidente di Sport e Salute, il dottor Marco Mezzaroma, proprio sugli europei di orienteering 2023. Anche se impossibilitato a partecipare, voglio portare il messaggio di saluto e di apprezzamento da parte di Sport e Salute per l'organizzazione in Italia degli European Orienteering Championship 2023. Eventi come questo rappresentano delle opportunità importanti per far conoscere e avvicinare quante più persone ad una disciplina coinvolgente come l'orienteering ed anche per promuovere a livello internazionale un territorio ricco di fascino come il Veneto, ma rappresentano anche delle occasioni per la promozione e la diffusione della pratica sportiva, che è la missione principale affidata dallo Stato a noi di Sport e Salute. Anche per questo motivo siamo al fianco del comitato organizzatore insieme a tante istituzioni ed enti locali in un ideale gioco di squadra che permetterà all'Italia di mostrarsi ancora una volta al mondo attraverso il bel volto dello sport, ma anche al nostro paese di cogliere un'occasione per promuovere la pratica sportiva e, nel caso specifico, una disciplina che più di ogni altra esalta il rapporto tra sport e ambiente. Sono certo che questa rassegna europea saprà regalare grandi emozioni sportive, esaltando tutto il territorio che la ospita, e premierà gli sforzi del comitato organizzatore, a cui va anche un sincero ringraziamento. Presidente Sport e Salute Marco Mezzaroma. Bene, siamo pronti, guardiamoci la clip promozionale di introduzione dell'IOC 2023. Grazie.
Parte integrante di questa organizzazione, insieme al comitato esecutivo, c'è il Park World Tour Italia, che da anni, possiamo dire forse il pioniere dell'orienteering in Italia, promuove questa splendida disciplina che, come ha detto il presidente Anesi, è anche molto attenta a quella che è la sostenibilità, perché è uno sport che abbraccia la natura, anche se lo si fa ultimamente nelle città, ma lo si fa per farlo conoscere, ma nasce in mezzo alla foresta, nasce nelle foreste infinite della Scandinavia. E a rappresentare il Park World Tour invito a raggiungermi per il saluto anche il presidente onorario Michele Barbone, che lo ringrazio. Prego Michele, ricordando anche quel grandissimo evento dell'estate 2022 proprio in terra pugliese a Vieste nel Gargano con i mondiali di Master che hanno avuto veramente un grandissimo successo. Prego Michele. Consentimi prima di ringraziare il Presidente del Consiglio regionale con gli amministratori presenti oggi in sala e un affettuoso saluto al Presidente della Federazione Orienteering. Io sul piano personale devo prima sottolineare che porto i saluti del Presidente del CONI, del Presidente Malagò, impegnato, come voi tutti sapete, anche nell'organizzazione delle Olimpiadi del 2026, che vedrà il Veneto anche coinvolto con Cortina. Mi ha chiesto di portare il suo saluto non solo all'amministrazione, ma alla federazione in modo particolare, perché è un'attività della quale non aggiungo nulla, perché è stato ampiamente detto in precedenza. Come non sottolineerò assolutamente il programma, lo hai già fatto tu in precedenza, lo farà sicuramente anche Gabriele, ma al di là dei saluti voglio fare un riferimento. Ha accennato ad una manifestazione che si è fatta l'anno scorso e si è fatta in Puglia, una manifestazione che ha visto migliaia di presenze, e per sottolineare quello che è stato detto da amministratori locali poco fa, è stata fatta sul Gargano. L'effetto positivo di quella manifestazione era un campionato del mondo promozionale fatta a Vieste. Sapete qual è stato il risultato? Che quest'anno Vieste non aveva un posto in albergo libero, perché sono ritornati in centinaia. Quindi questo è l'effetto e la conferma di quello che si diceva prima, della promozione non solo sportiva, ma anche della promozione turistica. E questo mi spinge a un ringraziamento personalissimo, ma spontaneo e molto sentito nei confronti del Park World Tour, della sua anima Gabriele Viale e di tutti i collaboratori del Park World Tour, perché io li ho visti in attività l'anno scorso a luglio nei campionati del mondo. È un gruppo eccezionale, un gruppo che non ha orari di riposo, un gruppo di volontari così come effettivamente esistono e ci sono nel mondo sportivo, ma loro sono veramente bravi. Gabriele è stato veramente bravissimo a formare un gruppo che è in grado di organizzare qualsiasi manifestazione di orienteering, ma sicuramente lo può fare anche per altre manifestazioni. Avendo già visto l'anno scorso come si è risolta e come si sono svolte le gare, non vi posso garantire che saranno delle giornate di gara eccezionali. Io ritornerò per gli ultimi 3 giorni, gli ultimi 3-4 giorni, proprio perché non posso perdermi la bellezza di queste gare, anche perché il buon Gabriele da un po' di anni a questa parte mi ha coinvolto come
presidente onorario del Park World Tour e posso dirvi che il Park World Tour è veramente, non lo dico come presidente onorario, ma lo dico come dirigente CONI, come rappresentante del mondo sportivo italiano. Complimenti a voi, grazie agli amministratori, perché non è facile, lo diceva bene il presidente Anesi, ex sindaco, però avendo fatto pure io l'assessore allo sport al comune di Bari una ventina di anni fa, vi posso garantire che non è assolutamente facile. Ora gli assessori, devo dire, le amministrazioni sono molto, ma molto più disponibili perché hanno centrato in pieno, hanno compreso come la promozione sportiva sia la migliore promozione turistica. Grazie a tutti quanti voi, grazie. Grazie a Michele Barbone, presidente onorario Park World Tour Italia. Michele lo ha accennato, quanto è importante avere una squadra di lavoro molto snella, molto professionale, dedica al lavoro con grande spirito proprio di sacrificio, ma in senso positivo. Gabriele Viale è riuscito a creare, e vi posso garantire che non è per nulla facile, questa squadra, questo osso duro, ed è un mix tra professionalità, professionisti e volontari. Quindi è veramente, e lo posso dire un po' perché sono coinvolto in parte, è un team che ha una forza impressionante. Lo si è visto sul lavoro, lo si è visto sul campo, come ha proprio confermato Michele Barbone. A questo punto io lascerei proprio la parola al direttore generale dei campionati europei Sprint Regione Veneto 2023, che vi illustrerà in maniera molto breve e sintetica, come è abituato a farlo, quelli che sono anche i numeri complessivi di questo grande evento che per la prima volta, ricordiamo, viene ospitato qui in terra veneta tra Verona e Vicenza. Quindi invito Gabriele Viale, grazie, a raggiungermi. Buongiorno a tutti, non vi nascondo che insomma, prima di salire qua, anche se sono 25 anni che siamo sul campo, sono un po' emozionato perché oggi partono ufficialmente gli europei e parte questo colossal organizzativo, come l'ho definito, perché in 9 giorni noi faremo 15 eventi, e quindi chi organizza eventi può immaginare, di cui appunto 6 tra qualificazioni e finali validi per la Coppa del Mondo, campionati del mondo. Dicevo un colossal, l'altro giorno mi sono fatto dare i numeri dallo staff da Katusha, siamo 198 persone, senza contare protezioni civili e gli esterni di organizzazione, quindi già gestire lo staff, voglio dire, è già un impegno. Un colossal per le monte ore che faremo di diretta televisiva. Abbiamo sommato le ore che di diretta tra Scandinavia, Svizzera ed altre nazioni sono 50 ore in una settimana, cioè vuol dire che noi per 50 ore promuoviamo il nostro territorio in questi paesi e avremo la possibilità di mostrare dal lago di Garda a Vicenza. Vicenza, apro una parentesi, che è la mia città dell'assessore, del presidente Ciambetti e anche dell'assessore Zilio, che concluderà insomma anche un mio particolare percorso organizzativo. Con questo non vuol dire che non organizzerò più, però ci tenevo a terminare un certo tipo di eventi nella mia città natale, insomma. E 36 nazioni, 39 nazioni presenti, 2.000 partecipanti, quindi tra atleti, gli appassionati che gareggeranno, adesso arrivo nelle località coinvolte come promozione territoriale, quindi 2.000 persone per 10 giorni, insomma parliamo di 20.000 presenze turistiche. Se i dati del CONI prevedono circa i dati Istat, 100 euro di ricaduta sul territorio, vuol dire portiamo noi 2 milioni di euro freschi sul territorio. Ecco. E, non è stata facile, non è facile, quest'anno è stata ancora più complessa di tutti gli altri anni. Lancio un input a tutti gli amministratori, mi piacerebbe che a tutti i livelli sentire una sola parola, che sarebbe quella della semplificazione, no? Fosse un must da portare avanti in tutti i campi, e credo che la nuova riforma dello sport insomma non andrà in questo senso. In ogni caso, cosa aggiungo? Aggiungo che partiamo esattamente il 30 di
di settembre con un convegno sport e salute grazie alla partnership con l'Università di Scienze Motorie di Verona. Il 1° ottobre saremo a Malcesine dove partirà il tour promozionale, l'EUC Tour. Il 2 ottobre ci sarà la cerimonia di apertura a Torri del Benaco con la gara promozionale, poi sempre a Torri prima della cerimonia di apertura alle ore 18. Il 3 saremo alla Zise, tra l'altro stamattina saluto anche, ci sono parecchi amministratori del Garda, qui insomma li saluto tutti per non dimenticare qualcuno. Stamattina, per dire, c'era una 60ina di atleti, c'era tutta la Svizzera, la Francia, una parte di Italia, questo per dimostrare anche la ricaduta dovuta ai training camp di preparazione. Il 4 saremo a Verona con le qualificazioni a Borgo Venezia, a Borgo Santa Croce, e al pomeriggio la finale tour in Piazza Bra. Non posso dire molto perché ci sono gli atleti, quindi non diamo riferimenti. Il 5 saremo a Prada, abbiamo coinvolto i comuni di Brenzone e San Zeno di Montagna, quindi alle pendici del Monte Baldo, proprio perché lì c'è una vista spettacolare che domina il lago di Garda, e quindi vogliamo portare gli scandinavi a vedere questa cartolina unica e straordinaria, anche in prospettiva di uno sviluppo futuro. Il Garda, diciamo, questo è un punto di partenza. Il 6 saremo nella straordinaria Soave, è piaciuto moltissimo anche al regista internazionale che lui transitava da Verona a Firenze, dice ma qui ci sono una serie di borghi, quando ha visto Soave poi ha scoperto Vicenza. Il 7 saremo ad Alonte sui Colli Iberici, e poi l'8 il gran finale tra Creazio qualificazioni, Parco Querini, la gara promozionale che sarà organizzata dal Vior Team, e la finalissima, la knockout, la più prestigiosa, a Vicenza. Abbiamo tantissimi partenariati, cito la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sport e Salute, l'Università di Verona, le 2 province, quindi 10 comuni in rete, quindi abbiamo fatto anche un partenariato istituzionale importante, 2 charity partner, la Fondazione Città della Speranza e i Centri Giovanili Don Mazzi. Abbiamo avuto supporto di parecchie società sportive, ringrazio l'Oriente Express Verona, la OK, il Vior Team che è qui rappresentato, e ringrazio ovviamente il mio staff che è al fronte, quindi voglio dire, oggi organizzare un evento l'ho definito un teatro di guerra, e quindi ho tutta una serie di persone in prima linea, diciamo così, e ringrazio anche tra i tanti anche Loris Danieli, che vedo qui, che con la sua promo eventi mi ha dato una forte mano per il partenariato con il Lago di Garda. Sarà una vetrina nel nord Europa, sicuramente, sarà una vetrina, sarà anche l'opportunità di intercettare i nuovi mercati. Noi abbiamo unito, come diceva il sindaco Pressi, anche tutta una serie di attività per far conoscere i prodotti del territorio, quindi i vini e non solo il prosciutto. A Soave c'è il prosciutto di Soave, piuttosto che i formaggi che abbiamo nel nostro territorio, e quindi andremo a mixare, insomma, grande gesto atletico che è già di per sé qualificante con le eccellenze del nostro territorio. E quindi speriamo che ci sia bel tempo, che tutti possano godere. Insomma, per un organizzatore la soddisfazione sarà quella dei partecipanti, no? Quindi se avremo lavorato bene ci sarà segnalato appunto dal feedback dei partecipanti, e questo è il nostro auspicio. Chiedo a tutti, insomma, di sostenerci al massimo. Siamo nella salita finale, insomma, anche se diciamo che siamo partiti oggi, però c'è ancora l'ultimo colle fino al 30 da passare, e quindi insomma stiamo facendo sinergia. Volevo anche dire che ho trovato grande disponibilità, nonostante la complessità burocratica, da tutti gli uffici comunali, e quindi sia Verona, Soave, Vicenza e tutti gli altri comuni, gli assessori e i sindaci sono stati tutti di squadra, quindi c'è la volontà da parte del territorio di far bella figura, ecco. Quindi siamo pronti e partiamo. Grazie a tutti. Grazie a Gabriele Viale. L'abbiamo detto, c'è grande fiducia, ci sarà ovviamente grande tifo per quanto riguarda gli azzurri. Il livello della squadra è alto e sicuramente performante, avranno dei competitor veramente impegnativi, e quindi abbiamo il piacere anche di avere qui con noi, e lo invito a raggiungermi per portare il saluto al commissario tecnico Stefano Raus, e insieme a lui c'è un atleta della squadra azzurra, Vicentina Di Orgiano, classe 2002, che accompagna il CT Raus. Lei è campionessa italiana di staffetta sprint e relay 2023, vice campionessa italiana knockout sprint, bronzo pochi giorni fa ai campionati italiani sprint, e anche nel 2022 ai campionati del mondo junior è arrivata 13ª. Beh, facciamo un bel applauso a Annalita Scalzotto che è qui. Allora Stefano, lascio a te la parola, grazie. Grazie.
Allora sì, come diceva anche Gabriele, questa mattina siamo stati all'Athise a fare un allenamento con la nazionale francese e svizzera e ce l'abbiamo fatta arrivare qua in orario. Grazie anche a tutta l'organizzazione che c'era anche per venire qua, quindi poi è sempre bello venire a Venezia, facciamo il avevamo fatto tanti anni di meeting qua, adesso c'è la gara in notturna, quindi è sempre bello arrivare qua, che è anche bello per fare orienteering. E siamo pronti a gareggiare a questi eventi. Come sapete il nostro sport è abbastanza piccolo, però ci sono grandissime persone, tra cui gli organizzatori, quelli in federazione e ovviamente gli atleti, quelli che devo curare io, che si sono allenati molto bene e che arrivano qua pronti di gareggiare in casa, soprattutto Anarita che è qua di Vicenza. E quindi in bocca al lupo agli organizzatori, non vediamo l'ora di gareggiare. Competizioni pulite, con fair play, ma comunque con tanta grinta anche di far bene e buona figura. Grazie a CT Stefano, rimani qui Anarita e una domandina ad Anarita bisogna farla, no? Allora, tu vai forte in tutte e tre le discipline e lo dimostrano i tuoi risultati, giochi in casa, quindi avrai anche un po' di più pressione oltre che il tifo. Ci puoi dire tra le tre discipline magari quella in cui ti piacerebbe avere un risultato prestigioso a questo campionato continentale? Allora, sicuramente le sprint in generale mi piacciono moltissimo perché correre in città è sempre insomma la mia cosa preferita, anche se comunque correre in bosco ha il suo fascino. E il mio obiettivo, cioè uno dei miei obiettivi principali ovviamente è correre la knockout a Vicenza, e soprattutto per un motivo personale, diciamo, e poi perché la knockout comunque come formato mi emoziona un sacco, quindi ecco, l'obiettivo è qualificarsi per quella e giocarci tutto alle fine. E divertirsi, sì, certo. E divertirsi. Grazie. Grazie Anarita. Anarita Scalzotto, la vicentina della squadra azzurra, faremo grande tifo ovviamente. Avete forse qualche domanda agli operatori dei media e ai giornalisti? Se no possiamo tranquillamente chiudere qui. Noi vi ringraziamo il Presidente dell'Assemblea regionale e tutti gli organizzatori. Noi vi diamo appuntamento quindi lunedì 2 ottobre per la cerimonia di apertura alle 18 a Torri del Benaco e ora invito gentilmente anche, lo ringrazio, il Presidente Afiso Veneto Mauro Gazzero se può portare lo striscione e vi invito tutti quanti a venire qui per fare la foto di gruppo con lo striscione ufficiale dei campionati europei di Orienteering Regione Veneto 2023. Grazie.